Buongiorno vecchia. Buongiorno. E allora Se tu arrivi a che ora poi stamattina? Ieri? ora mamma. Molto tardi, penso. Sono stanco perché sono stanco. Però sono arrivato alle 3 stamattina. Ho capito, ho detto mamma mia. Così tardi, eh? Beh mamma no. Intanto sono arrivato a casa. Cioè, Sì, certo. È stata una via lunga ma una faccia stupenda nella bella. Sì, allora... E mi è morbido proprio con tocca a terra perché in cima non fu mai. Certo. Cioè, sono brattati come sempre, contenti e è andato bene, insomma. Cioè, Sì, una bella soddisfazione, insomma. Ma se torna a Certo. casa. Quando arrivo all'attacco che mi metto all'imbrano e inizio ad arrampicare, per me il mondo, stacco dal mondo e mi ci metto proprio col cuore soprattutto, e correre, insomma, con la mia passione ad affrontarla. Proprio un'emozione fortissima perché sai che metti in mano in certe rocce che comunque non ti danno mai garanzia, no? Man mano che arriva il giorno, man mano che arriva la mattina, ci vestiamo e partiamo, in quel momento pensi solo, uno, a non farti del male, a non creare casini con i tuoi compagni e in più pensi, se fosse la volta buona, di arrivarci in cima. Vado con i piedi di piombo sull'amicizia, perché dire che sei legato con la corda con uno tendenzialmente vuol dire che sei legato con la vita con questa persona, no? Quindi ci credi a questa persona. Con Mauro l'ho conosciuto piano piano. È una persona che mi posso fidare molto. Me l'ha dimostrato in una situazione importante, in una montagna impegnativa, e mi ha dimostrato chi è. Dire che per me è un amico, perché ne ho uno sulle mani, non ne ho più di tanti, no. Questo no. Con Ranieri si cambia, si diventa un altro, vedi altre cose e ti rapporti con la montagna in un'altra maniera. Direi più vera, più selvaggia e forse anche un po' più antica.
Poveraccio lui. No? Poveraccio. Ti sei abituato a farlo ombre. Sei un emoti. Ti sei abituato a farlo ombre. Senti che ti beccati da La fine è quasi pronta, Pronta? Sono quasi Ma pronta. pensa che il prossimo abito mi porti su sull'Aiger. Che? Sull'Aiger? Se lei è un pezzo mica la ho dentro. Stavi E ora che la butti Ti metti là, sempre che con la la butti là, grappa che la e butti là. dicevi 10-12 anni fa ormai, qua parla, il Infatti, tempo passa qua le dentro. robe segrete. Altre imprese, dilettanti in vita. Dilettante è vero, perché io non sono un professionista, è sempre una passione. In questo caso sono stato fortunato perché qua in effetti ho capito che lei. Si parla di Eiger. Sì, ho dovuto fare la cresta Mitelegi perché è stata tanta neve. Il primo giorno una giornata di sole, dopo 3 ore ne ho 30 cm di neve. Cioè non capì veramente questa montagna poi brutta Come la neve. cambia? Per me i soldi importanti fino a un certo punto, anche se determinati, ma lo stesso la vita stessa, mi ho bisogno di scappare e andare su e di vivere il momento. Più o meno oltre 1200, sì. 1200 Sì, montagne. queste proprio state segnate. 1200 cime, tutte che Sì, calpesta proprio diverse. Diverse, va, sì. 3000, 4000, dopo oltre i 4000, che quelli qua nelle Sì, nostre beh, zone insomma, noi che ne ho toccato andare in extraeuropeo. Sì, ma Però a livello europeo metto anche sui 3000, oltre i 200, 250, 3000, questo sì. E 4000 qua in Europa 15. E dopo oltre l'Europa ne hanno fatto anche altri, metti una ventina. E oltre i 6.000, 6 e circa 10, 12, 5.000. 10-12 5.000, sì. La quota più massima sono arrivata a 6.500, ma là ho visto un problema dei congelamenti e quindi E te era? dovevo arrivare a 6.000, quasi a 7.000 metri. E te era dove? Sulla Concagua. Ah, da tentare la E là questo evento blanco e purtroppo fa bene a tornare indietro perché sennò... Non te mi racconti la storia? Esatto. La Concagua anche. La Concagua lei tempo, lo clima. chiama l'8000 delle Americhe, lì non è difficilissimo la Concagua, la nord è come andare sul Pavillon, però te sia 7000 metri. E è proprio una montagna particolare perché ne quasi 130 morti, 140 sulla normale. La gente che ama l'alpinismo, Si no? crea un'amicizia. È un'amicizia. Decomodo o non decomodo, la che ne. Comunque su quelle che ho fatto, io ho sempre visto dei grandissimi personaggi. E come che dici, te crea dei rapporti all'interno di queste spedizioni, però non è facile mandarli avanti questi rapporti qua. Però dopo che ti sei stato in giro diverse spedizioni che ti hai fatta adesso, no? Dopo te fai il pesce sto mese. Sì, no, però anche dopo in 2 o 3 te le vedi subito là dentro. Sì, Cioè, te la gambi sì, subito sì, quella sì, che te sì. puoi fidarti, quella che. Cioè, Sì. te giro 2 o 3 robe. Qualche cima che ti ha creato veramente paura. Ma paura su sto sport qua, penso che la sia anche umana, penso, cioè, almeno parla per me. Però una in particolare penso che comunque, vista la situazione, i momenti un po' non facili, state sull'Artico, cioè una spedizione che fa sull'Artico. Un po' no. Sì, una cosa in sé, una cosa unica, meravigliosa. Ma là è stato un momento che comunque avevo paura anche a me di non tornare a casa. Che 20 giorni. 20 giorni. Sì, circa sui 300 km. Dopo un sacco di giorni che nella bufera non te ne niente proprio.
in mezzo all'Artico con una slitta per le sci e la tua casa lì, quel che viene sulla slitta. A livello anche mentale l'aveva messo proprio alla prova. Il vento fortissimo a 50 all'ora che ti è contro, magari con meno 25, va bene, non è che sia freddissimo, però fa tu come mettere la tenda quando ti arriva dopo 30 km. Che se la mi vola via la tenda, intanto che mi la monte e con mio amico fai che? E questo ti insegna che comunque sì, non corna all'Artico per capire che la paura la può venirti e bussarti alla porta, no? Lei mi raccomando, lei che ho bisogno di chi? Ti manda piccolo. Boh! Non so dove che catavo. Un extraterrestre. Questa è bella, questa è massa bella. La mia arriva a parte ciavar. Questo per la cronaca che si sappia. Ah.
Ma le manca un quarto alle 3 però. Beh, torna in 9 corse. Però o tu metti... Sta roccia va. Ma fammi piacere, cioè, alla fine, guarda, è bella, è solida, ma... Ma ho avuto dire che con questo? Che quelle che fumetti, lei c'ha paura. Tipo? Con la rossa. Lascia perdere. Da panico, non te metti Questo marsero lascia e che perdere. sono stiato. E metti tutto che? La croda rossa da un pezzo. Allora, intanto precisiamo, questo è un sogno nel cassetto di Ranieri. Questa è qualcosa che lo ha logorato, penso, per 20 anni. E l'ha sempre tramandata perché effettivamente non è una passeggiata in bicicletta. L'avvicinamento, la salita, la discesa, se vuoi fare la salita e scenderla dalla stessa parte, non è una passeggiata in bicicletta. Quindi un giorno, dopo una vicenda un po' variegata che ci aveva messo un po' uno contro l'altro, mi arriva una telefonata un sabato mattina e mi fa: ehi, io domani vado sulla Croda Rossa. Era sabato mattina e gli faccio: domani io ho gente a cena. Questo mi fa: sì, però io sento che mi chiama. Va bene, sono 20 anni che ti chiama, un weekend più, un weekend meno, lasciamola chiamare. Sì, però non dobbiamo lasciarla andare perché è questo il momento buono. Allora io gli ho detto, visto che lo sentivo bello carico, bello denso, bello, se vuoi andare io non ti porto rancore, però se vuoi io ti accompagno il prossimo weekend. Io le affronto queste vie perché dico che, come tutte le grandi vie, comunque ci sono vie molto impegnative, però se cadi di un sesto ti fai un po' male, ma quando cadi nel quarto così che è mastro, che sai che comunque devi mettere, cioè con le mani che devi proprio toccare, io dico sempre come le farfalle, no? Perché non puoi permetterti di sbagliare, perché ti casca giù tutto, no? E questo rappresenta il mio modo di essere come persona. Fa paura, insomma. E in effetti proprio la Croda Rossa, noi abbiamo deciso di fare la via Innerkofler, una via di quarto, terzo più quarto, però è un quarto comunque sempre in situazioni molto precarie, veramente precarie. E siamo ritornati per la stessa. L'abbiamo attaccata intorno alle 3:30 della mattina, abbiamo risalito tutto il versante, tutta la morena antecedente, poi abbiamo bivaccato un attimino ai piedi, ce la siamo guardata, ce la siamo ammirata, abbiamo cercato di leggere il filo logico della guida, del tratto rosso, che un conto è leggerlo su una pagina, un conto è leggerlo in cima a una parete. E poi dopo il solito e bene augurante liquame di caffè che ci prepara il nostro grande Ranieri, l'abbiamo attaccata intorno alle 7 di mattina. Abbiamo fatto i primi 3 tiri di corda, la cengia rossa, la famigerata cengia rossa, che non c'è niente da poter assicurarsi, e poi cominciamo a salirla, un tiro dopo l'altro, e la croda diventa sempre peggio.
Peggio, cosa vuol dire peggio? Vuol dire che qualsiasi cosa che tocchi, all'incontrario del remida, questo si sgretola, questa si stacca, ti rimane in mano. Qualsiasi cosa dove tu appoggi sia piedi che mani, non rimane insieme, non riesci ad essere sicuro. Tu praticamente arrampichi 6-7 ore e non riesci mai ad essere sicuro. Qualsiasi cosa che metti, chiodo, friend, nut, qualsiasi cosa, sai che è là, ma sai che non ti terrà mai. Tu leggi nel libro di Letta, che era il 51 che era, non ci sono tantissime pagine di cui c'è la firma, no? Basta, non faccio più queste cose, sono troppo difficili sul marzo, veramente ti logorano, ti fanno star male, è sempre la paura, difatti ve l'ho detto, però dopo 3 giorni mi sono detto ma cosa facciamo a casa? Andiamo al bar a giocare a carte? Adesso non lo so, comunque abbiamo già in mente qualcos'altro, no? Ah, dimmi scrivamene. Domenica. Sabato, domenica fino alle 2:30 bello, dopo comincia a nuvolarsi un attimo, viene sul tempo nel tardo pomeriggio. Perché? Perché arrivi qua sul libro qua? No, piano. Non ne farà un giro? Fino a domenica ti ho detto basta. E poi? Già hai ripensato? Guarda sto libro qua. Allora, aspetta mo'. Allora, mi dirai, non so sto costone qua. Il canalon, Sì, il top de cresta sì. e via, e qua l'attacon e fon la cima. Dito qui. Ho capito, ma non è la fondo domenica. Non è la fondo, è massa lunga. Cioè, Beh, ma se va al lavoro lunga. non è la fon. No, non è massa Quante lunga. ore eri? Va a morire 13 ore, andare in su e andate sì alle 7 in giù, A che ora finisci tu, ti domando se? Alle 8? Da 8 sabato alle 8 poi finisce. Prima non finisce. Sabato alle 8. Sì. Mi lavoro fino alle 8. Sabato lavoro fino alle 8. Ma io ho un boccone alle 8 di sera, Sì. con le 8:30, Andersen, dormo qualche ora Andiamo sulla e macchina. anticipone. Così notte che arrivano su di notte, penso che può andare. Ma che ne è divieto? Partiamo di mattina presto, anche dopo una lunga giornata di lavoro. Partiamo intorno alle, se ci va bene, intorno alle 4:30 di mattina. Mentre se andiamo a fare escursioni con gli sci, partiamo anche verso le 2, 1:30, mezzanotte. Tante volte prima dell'alba arriviamo, qualche volta a notte fonda. Sono tantissimi, ho 30 anni che lavoro anche il sabato e tendenzialmente chi fa questo sport, chi ha la fortuna del lavoro, perché bisogna essere fortunati, si dismette dal venerdì,
E tu quando vai a salire dei 4.000 o delle montagne anche oltre 3.000 metri distanti da casa, tendenzialmente usi 2 giorni, perché il viaggio è, il primo giorno vai a rifuso, poi il secondo giorno vai alla cima e torni a casa. Questo ha fatto sì che lavorando fino a sabato sera tutte queste salite le ho fatte in giornata, sia i 4.000 che a cime importanti fuori dalla regione. Che ti fai che 40 ore senza dormire e mangiare. Probabilmente avrei affrontato anche di tutti i 4.000 delle Alpi, sicuramente anche i 3.000 avrei fatto tante cose in più, sì, questo sì. E scalo sempre di domenica. Sempre e solo di domenica. Ehi, su pian pianino. Pian pianino, passate la volta. No, ma niente, te guarda. Dopo, facciamo viaggiare. Ciao Daniele! Che sorpresa! Come Ciao! stai? Davide. Tutto bene? Insomma dai, sì, dai, si tira avanti. Anche domani ha messo bello, lo sai? Con Morbido ho già visto su internet domani. Si la fanno bella roba. Andate in montagna, come sempre. Per forza, piccole e belle. Ma domani o quando? Stasera come sempre. Stasera? Sempre stasera dopo lavoro si parte. Tirata per i capelli come sempre. Sì, come sempre. Buon, dai, mi raccomando, fate pulito. Come sempre, dai. Bocca al lupo. Ciao, alla Crecchi, prossima. ciao. Le montagne ti dicono tu puoi salire, o se no oggi puoi tornare a casa, insomma, ecco. Quando mi va bene di arrivare in vetta, di tornare indietro, non riesco nemmeno a gioire dalla tensione che ho dentro, no? Quando comincia a sciamare quella leggera polvere di, come posso dire, di grazia che è in cima, comincia a diventarti un po' oppressiva, un po' sulla schiena, comincia ad arrivarti la carogna della discesa. Quando arrivi in cima hai già la gola che ha il nodo di dire devo tornare indietro, ho paura. Noi ci facciamo i complimenti alla macchina, non alla croce. Nel mio caso tante volte mi ha chiamato, tante volte sì. Morbido! E ora ti arriva? Allora, perché i clienti che arrivano l'ultimo minuto, dovrei parlare ancora. E ogni sabato qui va. Sempre così, Ogni ogni sabato. sabato. Allora, la tua roba non è tutta. Io mi sento Spicche, tutta, rampoi. a melodia mi sento tutto. Spicche, rampoi, gli scalpoi vede qua. Poi sacco a pelo, Le racchette le ghenè, i sacchi a pelo le ghenè. la corda del Fornelli, la mocca, catto su T, la caprodaglia là. esatto, La corda se serve la ghenè. sacco a pelo do su T, Sì, Alluminio, sì. La relazione, te l'ha tolta su T, la S là avanti. La S là avanti. basta, mi pensa che
Guarda, se no me era un po' mi ha piacere, perché Va bene, ora la mangiata ok. e dopo un dono. Ok, allora Qui se tutti? così, sì, dai. Dove? Va. A posto? Ok. Tutto Guarda, ok. tutto a posto. I rampanti? Tutti sui rampanti? Sì, sì, sì. Ok, dai andiamo. Sai? Sono in partenza, Daniele. È nostra questa. È nostra. Oh, va piano con la macchina. Ma se sarei arrivati qua. Sì, ecco qua la strada. Pagata in strada. Perlomeno pagare sulla macchina. Tanto che to. Se non capivi, la cosa costa 9.000 euro. Dai. Una fortuna. Dai, Toroncio qua finché il turno ancora poi manca a mia. Sì, 10 anni che ti cambia la macchina, ma... Senti che freddo. Porca bestia. Che Però stellato, meraviglia. Domani mattina è una meraviglia. Bene, bene, bene. Dormiamo un paio d'ore, qualcosina e poi ci vestiamo e partiamo. Già quando sono con Mauro, insomma, non riesco a dormire in macchina perché non riesco a dormire perché ho il pensiero di questa salita, no? La paura c'è sempre, sì, sempre. Che ora è ora, Neri? Oh, signore. Che ora ero? Aspetta che le 3. E ora che dona che ho. Oh, signore. Che dormiste qua. A dormire una Che già era. A dormire una cianta. Niente. Già le scomodo qua. Questo qua mi guarda in faccia dopo aver fatto una cima che non l'abbiamo sudata come le altre, però magari l'ho sentita un po' meno. E questo mi fa, ma lo sai tu che ci eravamo incontrati a 30 anni, noi si poteva morire su qualche 8000. So che dico una cosa che non va bene detta, però se potrei scegliere, se cado giù, ho sbagliato io, un errore mio, però è istantaneo, anziché soffrire. Sì. Che fretta. Oh, mi intuno. È meglio piuttosto che niente. Duri. Ok, mettiamo via tutto. Balla che stende, va che roba. Siamo pronti? Posto? Le chiavi le mettiamo in dove? Ciao, sotto la roba avanti. Allora, spicca. Ciao, la macchina mettiamo qua sotto. Spicca là tu. I lamponi tutti su. Poi tolti. Posto? Non è? Ok.
Su Ranieri volevano scrivere un libro, ma lui ha sempre rifiutato. Io gli ho chiesto di girare un film. Mi ha detto di sì. Forse perché in fondo gli ho chiesto solo di fare ciò che ama di più al mondo: andare per montagne. Ovviamente solo di domenica.